Eder. Mech. Pallister. Il gioco del telegatto col topo. Grande spettacolo nell'ultima puntata del circo Barnum Luzzi con la presentazione di un classico evergreen, il gioco del telegatto col topo. Un disorientato Claudio Sterpin nei panni del malcapitato topo. Finito nella trappola mediatica fra le grinfie fameliche del telegattone Sebastiano spalleggiato da tutti gli acrobati della disinformazione e dalle folcloristiche maestranze del circus Barnum Luzzi. Delude però l'esperimento della sparizione degli indizi. Il vecchio trucco, del direttore Barnum Luzzi, oramai arcinoto al pubblico. Di liquidare con un colpo di bacchetta magica tutti gli indizi incriminanti risolvendo ogni cosa con la vecchia storia del Sebastianone zuzzurellone non incanta più nessuno. Il telegattone Visintin inizia la solita performance esilarante di giustificazioni balbettate e scivoloni sulle risposte oltre alle comicissime cadute di stile che lo hanno visto trionfare in tournée sui migliori palcoscenici europei e che lo hanno ormai reso famoso in tutta l'aurora boreale. La ripetitività del copione però ha mortificato le indiscusse abilità di intrattenimento del possessore della più grande collezione di coppole del sistema solare, che per l'occasione sfoggiava una bombetta londinese alla matriciana. Visto il flop della esibizione è intervenuto prontamente il mago Picozzi, regista dei raffinati film Due cuori e una capanna in galera. Una poltrona per due ergastolani e autore di una cover del successo anni 60, butta la chiave. Mago Picozzi si è esibito nel numero della psicoanalisi della cartolina dei papaveri. Senza aver mai visto né visitato Liliana Resinovic, a distanza, guardando solo una sua fotografia in un campo di papaveri rossi. È riuscito a diagnosticare una grave sindrome ansioso-depressiva che secondo lui l'ha determinata a ficcarsi una busta di plastica in testa ed una nei piedi. Vedo che sorride con le labbra e con la faccia, ma non con gli occhi, ha sentenziato il guru della confessione liberatoria, che però non ti libera ma ti manda all'ergastolo. Pregevole l'intervento del tecnico informatico Paolo Reale che coraggiosamente inforcando disinvolto degli occhiali azzurro autobus ha confermato quanto già spiegato nella precedente puntata e cioè che tutti i dati e gli elementi prodotti a discolpa dal Visintin non sono affatto certi, che non hanno valenza probatoria e che meritano quindi ulteriori accertamenti giudiziari. Conclude la serata la solita kermesse di giornalisti nani, verità ballerine, acrobati zoppi della informazione, guizzi, lazzi e stigrank, azzi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.